Che cosa? Hai ancora una possibilità. Invierei una delle squadre, ma questo è un lavoro da 47. pittore, non da martello. Perché l'hai fatto? Non lasciare che diventi come te. Prendi la ragazza e scappa. Non posso più fare parte di tutto questo. Ho promesso a Diana di tenerti al sicuro. Sì. Hotel Terminus, stanza 899. Ho chiesto in giro della ragazza. La risposta è stata un nome. Blake Dexter. Un noto fabbricante d'armi che sembra aver maturato un interesse speciale per la tua ragazza. Ora Dexter occupa gli ultimi piani dell'Hotel Terminus, sotto stretta sorveglianza dei suoi uomini. E comunque un uomo esperto e dalle mille risorse come te non dovrebbe avere problemi a trovare un modo per infiltrarsi. Buona fortuna, amico. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player in compagnia del nostro agente 47, quest'oggi all'interno di una nuovissima missione. Allora, prima di iniziare la nostra avventura vorrei appunto spiegarvi proprio perché in questo periodo non ci sono stato. Allora, in pratica ho dovuto cambiare il disco rigido del computer e anche le memorie RAM, proprio per qualche problemino tecnico, infatti erano difettosi, e quindi mi sono ritrovato adesso con il nuovo hard disk, quindi con il nuovo disco rigido, e quindi con questi nuovi componenti adesso potrò continuare le serie che avevo iniziato. Quindi per quanto riguarda Hitman tutto va bene, ci ritroviamo sempre allo stesso punto, forse c'è qualche problemino per Formula 1 2012, però è sempre risolvibile, proprio perché la carriera dove eravamo arrivati alla sesta gara, ho dovuto riniziarla, ma niente di che, infatti mi ritrovo già al quarto Gran Premio, sta andando tutto per il meglio, mi ritrovo sempre con gli stessi risultati, quindi niente di che. Tra qualche giorno arriverà il Gran Premio del Canada e tutto continuerà come prima, solo per spiegarvi, ho aperto una parentesi, proprio il motivo per cui non ci sono stato in questi giorni. Bene, continuiamo con il nostro agente 47. Bene, come avete ben potuto sentire dalla nostra voce narrante, quest'oggi ci troviamo in questa sorta di vicolo, pronti a colpire questo agente a quanto pare denominato Dexter, un trafficante d'armi del Midwest che ha intenzione di rapire la nostra Victoria, quindi di interagire con lei stessa e probabilmente avrà qualche segreto nascosto. Attenzione, qui c'è qualcuno. Amico mio, dov'è Dexter? Vediamo un po' se ci può dire qualcosa. Ehi, questo è più cotto che mai, ragazzi, niente, mi sa che dobbiamo andare da soli. Ah, per quanto riguarda il nostro equipaggiamento, diamo un'occhiata, abbiamo una bella rivoltella con 6 colpi nella mano destra, benissimo. Terminus, deve essere all'interno di quest'albergo, hanno detto all'ultimo piano. Benissimo, andiamo, attraversiamo la stradina, c'è qualcuno? Ok, andiamo con calma. Mamma mia, Hotel Terminus, eh? Guardate delle gran guardie che ci sono. Ma guardate che figa quest'auto, un po' modello americano, vecchia guardia, con le corna da texano. Fighissima, antifurto. Ricordiamoci, può essere molto bene ragazzi, entriamo all'interno del nostro hotel e diamo un'occhiata a come possiamo risolvere la nostra bella missioncina. Allora, diamo un occhio. Dici a me? Sì, dico a te. Il piano di sopra è chiuso. Off limits. Capito? Certo, un po' di educazione non guasterebbe. Io sono un cliente dell'hotel. Hai le orecchie murate o cosa? Il piano di sopra è proprietà privata. Levati di turno, coglione. E finora sono stato... Bene, a quanto pare abbiamo capito dove si ritrova il nostro bersaglio. Il nostro Dexter si ritrova agli ultimi piani e a quanto pare possiamo arrivarci tramite l'utilizzo di quel bell'ascensore al secondo piano di queste due rampe di scale. Magari potremmo utilizzare il travestimento di quell'operaio lassù, però è sempre meglio dare un'occhiata qui intorno, magari vedere se c'è qualcosa per
come possiamo dire, per intrattenere le guardie, magari ottenere qualche bel travestimento. Allora, vediamo cosa c'è. Un estintore. Questo potrebbe esserci utile magari per stordire qualche guardia. Ok, diamo un'occhiata a tutte le stanze disponibili. Allora, restroom, staff only. Probabilmente qui entrerà solo la servitù dell'hotel. Vediamo un po'. Ah, questo è una specie di bagno, mi sa. Vediamo. Avevo ragione, ok. Questo potrebbe essere un ottimo luogo per intrattenere qualcuno a lungo termine. Vediamo un po', magari ottenere qualche bel travestimento. Dobbiamo stare sicuri però che non entri nessuno. Stura lavandini, mi sa quello che non può essere utilizzato come arma. Ah, ecco, vedete un po', stava entrando già qualcuno. Attenzione, questo è quel povero ragazzo che hanno insultato prima. Amico, è dura la vita. Attenzione. Vediamo dall'altra parte che cosa c'è. Attenzione a non correre, perché se no ci riconoscono. Amico mio, fai bene a mettere gli stivali. Qua ci avranno vomitato a terra. Guardate un po', pavimento bagnato. Scusi, amico mio, gorillone, venga qua. Posso? Neutralizza, attenzione. Sei davvero carino. Mamma mia. E hai già capito tu che cosa sei? Sì, sei un coglione. Ma che felicità in quest'albergo, ragazzi. Però l'unica idea che adesso mi viene in mente, magari per ottenere qualche travestimento, infiltrarci, è quella di utilizzare la macchina che abbiamo visto appunto fuori, quella con le corna del Texas. Eccola qui. Abbiamo visto che c'era un antifurto e magari poteva essere utilizzata per attirare l'attenzione. Dall'altra parte abbiamo visto che c'è, anzi ho visto adesso che c'è qualcuno, ma stanno effettuando dei lavori, ci sono anche delle altre guardie. Vediamo se riusciamo ad attirare qualcuno qua fuori con l'antifurto dell'auto. Ok, diamogli un bel cazzotto qua sopra. Bella. Ecco, abbiamo attirato l'attenzione. Vediamo un po' chi è che uscirà qui fuori. Diamo un occhio. Non mi dite che uscirà il gorillone che prima c'è. Eccolo, mamma mia. Vediamo un po' di intrattenerlo a lungo termine, ragazzi. Spacchiamogli la... Anzi no, possiamo utilizzare il nostro ferretto di pianoforte per ucciderlo. Mi hai sentito, stupido pezzo di ferraglia? Pezzo di ferraglia? Vieni qua, amico mio. Spezziamogli il collo. Bella. Prendiamolo, portiamolo via. Veloci, veloci, veloci. Non è che qualche membro del palazzo ci vede, eh? Attenzione, magari si affacciano per fumarsi qualche sigarettina e ci notano, eh? Via di qui. Magari da queste parti. Qui c'è qualche altro luogo dove nasconderci. Una scala c'è qui. Bella, questa può essere utile. Intanto travestiamoci dal nostro amico. Ok, guardate che siamo fighi in tenuta Men in Black, ragazzi, eh? Mamma mia, vediamo un po' di metterlo da qualche parte, perché qui non è una parte molto sicura. Non è che ci notano. Oddio, mamma mia, che paura. Non possiamo andare oltre qui. Mannaggia, sto combinando una brutta capolata. Magari possiamo buttarlo dalle scale. Vediamo un po' se possiamo farlo. Occulta, benissimo, gettiamolo via dalle scale al nostro caro amico Men in Black. Fatti un bel viaggio di sola andata. Ok, la pistolina che aveva addosso gliela possiamo prendere. Vabbè, la lasciamo a terra, abbiamo la nostra bella rivoltella. Allora, scendiamo dalle scale, ragazzi, molto ma molto meglio. Attenzione, scivola. No, no, non voglio scivolare, con calma. Ok, vediamo cosa c'è. Siamo nelle fogne qui. Dove siamo? Oddio. Già in una zona molto ma molto bene, ragazzi, eccoci all'interno delle nostre fogne finalmente. Diamo un'occhiata all'ambiente circostante, vediamo cosa ritroviamo intorno. Allora, abbiamo un bel tubo praticamente di aspirazione, possiamo utilizzarlo magari per ottenere qualche ingresso nell'edificio circostante. Il nostro Men in Black l'abbiamo lasciato lì in terra, guardate che figo il nostro Hitman, mamma mia. Allora, vediamo un po' dalla parte sinistra. Niente, a quanto pare chiuso, le sbarre non ci permettono di andare avanti. Ok, vediamo un po' dalla parte destra, ovviamente ci deve essere qualcosa. Sporgenza, questa può essere utile. Andiamo, amico mio. Bene. Ok, nuovo piano. Vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Ci sono delle guardie, vedete un po' nella mappa in basso a sinistra c'è qualche puntino in bianco. Chiave inglese, questa può esserci utile magari per attirare qualcuno da queste parti. Ok, nascondiamoci qui intorno e vediamo un po' di attirarla. Magari, chissà, deve essere una guardia perché ha una torcia nelle mani. Possiamo utilizzare quindi il suo equipaggiamento per andare avanti. Ok, eccola già di fronte a noi, prepariamoci a interagire. Eccola, vediamo un po' se è una guardia. Immaginavo infatti col cappello alla John Wayne. Mamma mia, ragazzi, eccola qui. Attenzione. Eccola che si abbassa, appena si gira, ragazzi, utilizzeremo la nostra bella corda di pianoforte per fargli qualche ricordino. Non mi piace neanche un po'. Shhh. Tanto Hitman sempre alla Men in Black, guardate che occhialoni. Ok, andiamo, andiamo. Presto. Riprendiamo la chiave, vediamo un po' di gettarla qui più vicino. Bene, qui può andare bene. Non ci siamo arrivati però, dannazione. Ok, vediamo se il rumore ha fatto
suscitare al nostro amico una bella intenzione di venire più avanti, perché se si avvicina troppo vicino le scale è impossibile raggiungerlo, mannaggia. Eccolo là, dobbiamo arrivare immediatamente. Ma perché non ci siamo portati le nostre Silver Bailer? Io non lo so, cioè le Silver Bailer, silenziatore, niente, proprio la rivoltella, proprio per scontro rissa da bar, ma io non lo capisco, l'assassino dei miei stivali. Andiamo a prenderlo, niente ragazzi, non ci arriviamo. La chiave inglese deve cadere qui appunto da queste parti per far arrivare il nostro caro amico proprio qui davanti a noi. Ok, qua può andare bene. Nascondiamoci. Qua purtroppo bisogna avere un bel gioco di mani, bisogna essere molto abili con i tasti. Proprio io non capisco perché si è portato la rivoltella da bar invece delle pistole da silenziatore assassine. Proprio non lo so. Deve farsi proprio la vita difficile il Man in Black qui intorno. Ok, amico mio, fatti, adesso lo prendiamo ragazzi. Caschi il mondo, gli spezzo l'osso del collo. Chi ti prende per il culo? Siamo noi, amico mio. Allora ti prendiamo per il collo però. Avanti e dai, vattene. Non c'è più niente, hai le allucinazioni. Hai bevuto troppo ieri sera. L'alcol fa male, te l'ho detto sempre. Prendiamolo. Crepa, brutto stronzo. Mi hai fatto perdere 3 ore di tempo. Amen. Prendiamolo. Ah, via di qui. Vittima non necessaria. Vabbè, ma rompeva le scatole il nostro John Wayne qui. Ok. Allora, vediamo un po' dove possiamo gettarlo. Fuori dalla sporgenza, ma non credo che verrà nessuno qui. Quindi il travestimento del nostro caro amico non lo prendiamo, meglio continuare così. Ok, la chiave inglese possiamo sempre utilizzarla magari più avanti per ottenere qualcosa. Diamo un'occhiata qui intorno, ok, con gli occhiali da moscone, vediamo un po' se c'è qualcosa. Allora, abbiamo la Mustang qui a terra, una Ford Mustang. No, non la prendiamo la Mustang, teniamoci la rivoltella da bar. Allora, cosa c'è lì? C'è una specie di caldaia. Ah, ecco, l'elettricista quello sarà. Ok, possiamo attirarlo magari per prendere il suo equipaggiamento. Ok, vediamo un po' di portarlo direttamente qui. Chissà se ci riusciremo. Attenzione, via, via dal muro Hitman. E devo imparare ancora i comandi, ragazzi. Ok, qui. Bella, qua può andare bene. Ok, attiriamolo con 2 mosse ragazzi. Con la prima mossa arriverà fino a qui e poi prendiamo la chiave inglese e la portiamo appunto dentro il vicolo. Ok, vediamo se funziona. Però una eleganza unica quel nero ragazzi. Mamma mia, guardate un po'. Ah, già qua è l'elettricista, oddio. Amico mio. Gesù Cristo. Oddio. Ah, c'era il cadavere. Oddio, me lo sono dimenticato. Levatemi di torno quello psicopata. C'era il cadavere ragazzi. Me l'ero dimenticato. Mannaggia a me. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo preso. Travestiamoci da elettricista. Bella. Mamma mia che sono stato proprio stupido. Ok, allora, che cos'è questo travestimento? Diamo un'occhiata sempre nel taccuino per vedere quello che abbiamo. Allora, questo completo è indossato dagli elettricisti chiamati a riparare l'ascensore principale dell'Hotel Terminus. E questo può esserci utile soprattutto magari al piano di sopra. Quindi proviamo a scendere ragazzi di qui. Andiamo al piano. Ok, barra spaziatrice, scendiamo di qui. Non voglio stare più in questo posto lurido pieno di schifezze. Ok, lasciamoci cadere. Ok, andiamo al piano di sopra. Magari possiamo utilizzare il tutto per provare a riparare l'ascensore e magari ce ne saliamo al piano di sopra. Ok, utilizziamo la scala. Purtroppo qui si deve andare a tentativi ragazzi. Non c'è mai una tattica ben precisa, ma ogni partita tutto può andare in modo diverso, perché ci possono essere diversi modi per ottenere quindi l'accesso all'ascensore. Non so se neanche questo è quello vero. Quindi attenzione, proviamo ad entrare, abbiamo un po' di istinto. Ok. Senti un po'. Allora, la guardia dell'ascensore. Non è che la guardia, l'operaio all'ascensore era proprio quello lì. Ah no, eccolo là, gli ho visto la testa gialla di Homer Simpson. Ok, attenzione, chissà come possiamo fare. Allora, innanzitutto non voglio uscire adesso di qui. Aspetto che gira la testa verso l'orologio dell'ascensore. Mi sembra un po' quello del Titanic, guardate un po'. In modo tale da non avere problemi. Possiamo provare ragazzi magari a entrare in una zona dello staff. Probabilmente siamo membri dell'albergo. Proviamo ad entrare, dai, magari non succede nulla. Ok, ah, ci sono anche degli altri stronzetti da questa parte. Verrebbe molto ma molto dura passare inosservati. Proviamo dall'altro lato, magari possiamo entrare con molta più facilità. Attenzione che ci hanno visto, maledizione, quello stronzetto. Ora si doveva girare quello stronzo là sopra per riparare l'ascensore. Mi ha fatto sprecare mezzo istinto. Vediamo un po', spostati amico mio, ho da fare. Ok, vediamo qua se possiamo farci un bel giretto. Ok, vediamo un po'. Ferro da stiro, ok, questo ferro da stiro potrebbe essere molto più utile. Ah, ho raccolto prima un vaso a terra, potrebbe essere importante. Vediamo un po' da queste parti se possiamo intrufolarci magari in qualche luogo. Ok, la nostra signora qui si sta godendo il paesaggio alle 3 di notte. Ok, entriamo con calma. Amico, quello è un panterone di gran classe. Non c'è neanche bisogno di dirlo. Se avessi, che so, 20 anni di più, beh sì, me la sbatterei in un attimo.
Madonna mia, siamo capitati proprio in un hotel schifoso, ragazzi. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ci sono dei membri che stanno continuando ad aggiustare l'ascensore. Lì ce n'è un altro. Attenzione, attenzione. Oddio, non è che ci riconoscono qui da queste parti, ok? Proviamo così, cambia riparo, Vediamo un po' come possiamo fare a salire magari al piano di sopra. Ecco qua, questo è il fucile a pompa, attenzione. Non diamo sospetti. Alzati, Hitman, alzati. Ok. Bella, vediamo un po' se possiamo farlo secco a quello lì là sotto, Vediamo un po' che sta facendo. Attenzione, vediamo dov'è. Attenzione. Oh, possiamo scendere, bella. Ci siamo intrufolati, ottimo. Vediamo un po'. Sempre molta attenzione, ragazzi, non abbiamo un equipaggiamento molto idoneo. Ok, vediamo da queste parti. Nasconditi. Ah, ok, ci possiamo nascondere a riparare il piccolo fusibile. Benissimo. Ah, ecco, madonna, siamo nella tana del leone. Meno male che ci sono tanti luoghi dove nasconderci. Peccato che non c'è una mappa per capire appunto dove dobbiamo andare. Bene, abbiamo intanto riconosciuto che l'uscita è qui sotto per completare la nostra missione. Attenzione. Ok, perfetto, vediamo un po'. Da queste parti. Ah, il nostro ragazzone dell'hotel Terminus appunto non ci riconosce, quindi abbiamo un po' di istinto, magari riusciremo a uscirne fuori. Vediamo un po' da questa parte che cosa c'è. È un'altra guardia che sta dando un occhio. Questa non ci riconoscerà, benissimo. Ok, vediamo da queste parti, più lontano possibile. Forza. Eccoci. Attenzione. Oddio. Ci hanno visto. Meno male. Ce ne sono altri? Ecco, il primo sta andando lì a riparare il fusibile. L'altro, ce n'era un altro, oddio. Camminiamo un po' così. Forza, vediamo cosa c'è qui dentro. Veloce. Bella. Cosa c'è qui? Travestimento, un altro. Vabbè, ma questo mi sembra molto idoneo. Riusciamo a cavarcela proprio. Attenzione. No. Maledizione. Dobbiamo raggiungere quel dannato luogo. Scambia vaso con cacciavite. No, non credo che sia il luogo adatto. Ok, nasconditi, qui possiamo farcela. Ok, dobbiamo farci ancora qualche altro passetto in avanti. No. Nascondiamoci. È molto dura, ragazzi. Oddio, chissà come possiamo fare ad arrivare là sotto. Vediamo un po'. Ci deve essere qualche altro stronzetto da queste parti. Vediamo di utilizzare il vaso nella maniera adeguata. Magari attirare l'attenzione da questa parte. Ok, utilizziamo il nostro vaso. Vediamo chi viene da queste parti. Ah, solo le guardie vengono attirate. Dannazione. Mannaggia. Ma chi è che c'è? Ah, eccoli che si stanno avvicinando. Vediamo se ci riconoscono. Vabbè, così non ci riconoscono. Ci stiamo nascondendo, appunto. Ok, amico mio, fatti un giro. Ok, chi è che fa il cretino? Non ci ha visto, che culo. Vediamo. Possiamo avanzare adesso. Il nostro amico se n'è andato. Via. Via. Rapidi. Oddio, ci hanno visto. Vediamo da queste parti dove possiamo andare, dove ci possiamo intrufolare magari per trovare qualcosa. Ok, di qui può andare molto bene. Vediamo un po'. Bottiglia. Qui c'è una chiave inglese. Sabotaggio. Ok, intanto ragazzi entriamo nell'armadio e riposiamoci un attimo.